Maria Rosaria Capozzi ora ci sente e ci vede? Sì, ecco. Sì, buongiorno a Buongiorno. tutti e a tutte e saluto il collega Mazzolini. Ecco, io volevo sapere anche la sua un po' su questi fatti che hanno sconvolto la città, ma non solo, perché poi ovviamente sono fatti di una gravità che ovviamente sconvolgono un pochino tutti, il vicino Veneto, ma anche a livello nazionale, perché morire in questo modo è veramente assurdo, e anche su quello che è poi il dibattito in città, perché c'è stata l'ordinanza del sindaco che non tutti poi hanno preso bene. La sicurezza è un problema in questo momento acceso e secondo me c'è anche una grande strumentalizzazione politica che non dovrebbe esserci. E quello che è accaduto è inaccettabile perché nessuno deve morire come è morto Tominaga, alla cui famiglia va sicuramente il mio cordoglio, una persona che si è spesa e difendendo un'altra persona in difficoltà e ha perso la vita. Questo non deve accadere, in questo momento la situazione è piuttosto accesa, c'è una sensazione, anzi la gente ha paura comunque di circolare nella nostra città e questo non può essere né ordinario né deve appartenere alla nostra quotidianità e la soluzione ovviamente può essere soltanto quella di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nella nostra città, forze dell'ordine che sappiamo essere anche in sottorganico, quindi la direzione è quella, rafforzare la presenza degli agenti appunto nelle nostre strade che fungano da deterrente, che infondano appunto anche un senso di sicurezza e di tranquillità nei cittadini. Per quanto riguarda invece la questione dei commercianti, a me dispiace ecco, vedere che un'ordinanza del genere possa sicuramente mettere in difficoltà i commercianti che negli ultimi tempi hanno sofferto non pochi disagi, escono da un momento tragico quale quello post pandemia e la loro ripresa è sempre tra virgolette scattosa. Però va detto che limitare il consumo di alcol contribuisce sicuramente al decoro della città, contribuisce sicuramente ad evitare che alcune situazioni si vengano a creare e questo è innegabile perché alcuni degli episodi che si sono venuti a creare sono anche frutto di un abuso di alcol e in questo mi trovo d'accordo con il collega Mazzolini che bisogna sicuramente fare informazione, educazione al rispetto ma anche educazione all'uso appunto di sostanze alcoliche perché questo non diventi non diventi un problema relazionale anche tra i ragazzi, tra i cittadini. Leggo dalle pagine del Messaggero Veneto, abbiamo detto è un problema che insomma riguarda il Friuli, riguarda la città di Udine, ma riguarda un pochino tutti, tanto che Zaia propone una legge anti-baby gang, cioè entrare nello specifico del fenomeno e provare a legiferare in questo senso. Siete d'accordo o no? Parto proprio da Mazzolini. Ma noi possiamo anche legiferare ed è importante perché comunque in una legge magari si scrive anche quello che uno dovrebbe fare e soprattutto dovrebbe imparare, perché questo è fondamentale ed è importante. Queste baby gang, ma non solo, soprattutto chi si comporta in maniera violenta, e mi dispiace, chiaramente il cordoglio si unisce anche da parte mia, il cordoglio alla famiglia di chi è morto, però lui il quale è morto ricordiamolo perché è intervenuto per sedare una rissa, è intervenuto per aiutarci e questo è fondamentale perché vuol dire che nella sua cultura, come nella mia, come quella di tanti, è quella di intervenire per aiutare e noi dobbiamo insegnare alle persone giovani soprattutto di voler aiutare quello che magari è vicino perché è l'unico modo per dare sicurezza al nostro territorio e questo certamente non è facile. Nella legge sì lo possiamo scrivere ma come facciamo a far capire l'importanza di questo passaggio? Questo è un tema abbastanza delicato. Ritorno per dire, ringrazio il consigliere amico Capozzi, che il tema
di riuscire a mettere dei vincoli abbastanza chiari sulla sicurezza del nostro territorio, quello sì di aumentare le forze dell'ordine, ma non possiamo neanche diventare uno stato di polizia. Nelle nostre città è diventato secondo me ormai invivibile, è difficile vivere ed è anche pericoloso. C'è tantissime persone, io sento molto spesso amici di Udine, di Trieste, ma anche di altre città fuori regione ovviamente, che tante volte la sera, soprattutto le mie amiche, fanno fatica ad uscire o addirittura non escono di casa perché hanno paura. Questo noi non possiamo permettercelo. Dobbiamo certamente, come si diceva, rafforzare le forze dell'ordine, tentare una strada, una legge che vada a punire, a colpire, ma anche a insegnare il modo in cui bisogna vivere e comportarsi, un tema anche che magari riguarderebbe anche le scuole, già lo fanno, ma se magari nelle scuole i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno la possibilità di imparare, e lo stanno facendo, ma di capire ancora in maniera più approfondita quello è il tema della sicurezza sul territorio. Io quello che dico, io parlo con tanti ragazzi, faccio un esempio, l'altro giorno parlavo proprio con un ragazzo di Gemona e mi dice io faccio arti marziali, io lo dico qua in diretta, cerco di difendermi, intervengo e mi difendo, ma se succede qualcosa perché io mi sono difeso, chi poi difenderà me? Lo Stato difenderà chi si è difeso? Questo è un altro tema, un tema importantissimo. Noi dobbiamo dare anche la tranquillità e la sicurezza di chi si vuole andare a difendere o chi vuole aiutare per difendere le persone di avere la possibilità di essere difeso. E questa è un'altra grande lacuna sul quale bisogna cominciare a porre il quesito e mettere il dito per dire cosa facciamo. E sono diversi i temi sulla sicurezza. Ormai è cambiato il modo anche di vedere, il modo di essere, e quindi bisogna cambiare anche le leggi che magari sono già superate, obsolete, e quindi diciamo guardare in prospettiva futura per aiutare chi vuole sempre vivere serenamente. Chiudo perché se no non posso dilungarmi, chiedo al sindaco di Udine una cortesia, un piacere. Bisogna fare non una repressione per le nostre attività, bisogna fare in modo che le nostre attività continuino a tenere diciamo il pace, quindi continuano ad essere aperte, continuano a vendere le proprie bevande. Andiamo a colpire invece chi non usa bevande ma usa sostanze molto più pericolose che vanno poi a danneggiare le persone ma anche la testa delle persone, perché uno che beve un litro di vino non si regge neanche in piedi, uno invece che magari usa sostanze stupefacenti ha una forza incredibile che magari interviene in maniera sbagliata e quindi vanno divise e scisse le cose. Quindi chiedo per piacere di rivedere questa disposizione, dare la possibilità alle nostre attività di continuare a lavorare, di non mandare a casa il personale, di non creare nuovi licenziamenti, di non creare tapparelle chiuse o edifici chiusi, perché questo sarebbe la sconfitta della politica e di chi amministra il bene delle nostre città. Non so se Maria Rosaria è d'accordo su questo invito, cioè è un'ordinanza che va tolta e bisogna cercare altre soluzioni. È chiaro che dobbiamo tirare in ballo la droga, no? Perché questo è, l'abbiamo sentito prima nell'intervento di Pigani, questo è il problema più grave, su cui magari però il sindaco difficilmente interviene, no? È più un problema di forze di polizia, è più un problema di... quindi probabilmente il sindaco interviene lì dove può, perché non credo che possa fare tantissime cose il sindaco di una città, no? Forse può fare qualche ordinanza, può incrementare la polizia locale, può cambiargli l'orario, può fare queste cose qui, ma chiaramente fermare lo spaccio è qualcosa che va probabilmente sopra di lui, no? Quindi dove si deve bussare a questo punto per dire dateci una mano? Ma secondo me si dovrebbe fare sicuramente una concertazione con tutti coloro che hanno appunto diritto di entrare in questo dibattito, compresi i commercianti. Però dire che una persona ubriaca non si regge in piedi la prenderei con le pinze, perché alcune delle risse che si sono scatenate sono state date anche da uno stato di alterazione dovuto proprio all'abuso di sostanze alcoliche. Con questo non dico che l'ordinanza è la soluzione unica da intraprendere, probabilmente una possibile, e si può mediare e vedere se oltre a questo, comunque circoscritte in fasce di orari e comunque che non incidono più di tanto, ecco, sulle attività commerciali,
la situazione migliori. Quando mi riferivo al discorso di avere più persone, di aumentare la presenza di personale nelle forze dell'ordine, non mi riferivo al fatto che in città dobbiamo avere appunto strade militarizzate o comunque una presenza massiva di forze dell'ordine. Mi riferivo al fatto che in questo momento le forze dell'ordine hanno un problema di risorse umane e questo va implementato, perché una delle ragioni per cui vanno in difficoltà e comunque i nostri territori alcune volte sono poco presidiati è dato anche da questa carenza di organico. E per quanto riguarda invece le baby gang, parliamo di un fenomeno specifico. Sul fatto di legiferare o meno, ritengo sempre che qualunque regola venga aggiunta non può togliere niente a nessuno e a nessun'altra fattispecie. Però riprendendo anche le dichiarazioni del vice del questore, il quale aveva detto qualche mese fa che non ci sono baby gang, o comunque quello che accade a Udine non è ascrivibile alla fattispecie delle baby gang. E voglio aggiungere un ulteriore dettaglio, perché quando il collega Mazzolini fa riferimento al fatto che una persona abbia paura anche di intervenire e se interviene che cosa succede? Beh, nel nostro ordinamento, nel nostro codice penale, la legittima difesa è prevista, però purché sia appunto legittimata da un discorso di difesa, non deve essere ascritta in una situazione appunto diversa. Mazzolini non era molto convinto di questa cosa. Ma no, ma io capisco la collega, però la situazione sul territorio poi è difficile e completamente diversa. Io l'altra sera ero in giro anche a una certa ora, diciamo abbastanza tardi, e parlando con i ragazzi e con le ragazze c'è questa sensazione, questa paura, e quindi se non riusciamo a estirpare questa situazione, con gli anni può solo che peggiorare. Chiedo e ripeto, poi non voglio essere logorroico ma su questa cosa la vedo qua, una parola forte, si deve intervenire, si deve farlo, però è fondamentale, sì, però volevo dirti, io capisco, nella situazione non facile, perché ripeto, quando uno è alle 3 di notte, allora proviamo a ragionare come ragiona chi gira di sera tranquillamente, ha perso uno spritzapero, poi magari si beve ancora una birra e rimane a passeggiare per la città. Quando uno alle 3 di notte, alle 2 di notte si avvicina per chiederti dov'è la posta, questo è un caso, o dov'è il municipio, vuol dire che si avvicina per litigare, e questo è il grande problema. Allora è fondamentale che le forze dell'ordine, che purtroppo sono sotto numero, ma che comunque controllano già il territorio, abbiano più possibilità di farlo, questo è ovvio. Ma quando ti trovi di fronte a queste situazioni qua, a quell'ora, quando ti trovi di fronte se da solo con altre persone, uno per evitare questo non esce di casa. Questa è la realtà. Quindi quello che ripeto, evitiamo di mettere vincoli di non poter vendere bevande a una certa ora, perché vuol dire far chiudere l'attività, e così sarà, perché le attività chiuderanno e ci saranno anche licenziamenti di persone e di personale. Ricordiamo come esempio quello il quale purtroppo ha perso la vita, ma che è intervenuto per aiutare, perché lui non era friulano, ma era come se fosse un friulano, uno del Friuli Venezia Giulia, e quindi interveniva per aiutare, perché questo è il nostro emblema. Noi dobbiamo continuare a insegnare ai nostri ragazzi questo. Io quando intendo ragazzi e ragazze ovviamente, e cercare di fare in modo di insegnare. Abbiamo questi pochi strumenti, ma dobbiamo utilizzarli con forza. Se riusciremo, e credo di sì, almeno nella nostra regione, di dare una educazione giusta come già stiamo facendo, continuiamo un lavoro importante, però è come un campanello d'allarme quando alla sera i ragazzi e le ragazze si avvicinano e ti dicono: chi poi difenderà me? Questa è una domanda alla quale io non sapevo dare risposta, e quindi anzi ve la faccio a voi. Cosa rispondiamo a questi ragazzi? Devono essere tranquilli, intervenire se c'è bisogno, aiutarsi tra di loro, perché è l'emblema del Friuli Venezia Giulia, ma non devono rimetterci la vita.
E in quel momento che è successo quella cosa, questo episodio gravissimo, chiaramente le forze dell'ordine purtroppo non erano lì, se fossero state lì sarebbero chiaramente intervenute. Quindi un auspicio è quello di aumentare il controllo, ovviamente, dare la possibilità di muoversi anche le forze dell'ordine, ma soprattutto dare risposta ai nostri giovani che chiedono con voce e con forza che poi ci aiuta a noi. Questa è la realtà. Allora, c'è un telespettatore che vuole intervenire. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, mi chiamo Nevio da Viale Leopardi. Prego. Niente, io ho sentito i due politici che hanno parlato e onestamente mi è venuto il sangue nelle vene, perché ho sentito una serie di luoghi comuni e di frasi fatte che è una vergogna. Comunque, io le dico solo una cosa. Io non sono un esperto di sicurezza, però io vorrei lanciare un messaggio a chi di dovere. Come mai quando io vado a Lubiana non ho nessun problema? Allora, non è una questione di numero di poliziotti, è una questione di leggi. Perché mettere 10 o 1000 poliziotti, se questi non possono intervenire con forza, è assurdo. Non cambia niente, non cambia assolutamente niente, bisogna cambiare le leggi. Zaia vuole una legge anti-gang, ma le leggi ci sono già, ce ne sono tante, è che non vengono applicate. Anche l'ordinanza di bere lì, la proibizione di bere, può anche andare bene, però se non viene applicata, cioè se c'è un'ordinanza e poi io vedo in Viale Leopardi, in un'altra zona di Udine, la gente con le bottiglie in mano, che nessuno interviene a tirargli via la bottiglia, è chiaro che insomma non vedo niente di che. Comunque, ripeto, io vado a Lubiana, vado a Zagabria, vado addirittura per motivi di lavoro a Bucarest, nota città insomma, e mi sento tranquillo perché la polizia ha la facoltà di intervenire pesantemente. A me è successo a Bucarest che mi rubassero il borsello, è intervenuta la polizia, li ha massacrati. Ha massacrato i due che mi avevano rubato, che io non sono d'accordo, intendiamoci. Però qui basta che la polizia sfiori con un dito una persona, vengono denunciati per tortura, e allora è chiaro che non è una questione di leggi, è una questione di cambiare quelle 4 leggi, anche sulla legittima difesa. È inutile questo di notte, di giorno, di quale. Basta fare una piccola, come negli Stati Uniti, chi entra in una proprietà privata rischia la pelle, punto a capo. Finita lì, senza fare tutte queste manfrine, E poi io dico una cosa ai due politici intervenuti: ragazzi, basta con queste frasi fatte, no, basta. Quando non si hanno idee si parla di aumentare le forze dell'ordine, ma scusate, perché nessun politico invece fa pressione sui suoi alti dirigenti per togliere 30.000 uomini alle scorte? È chiaro che non abbiamo poliziotti, sono 30.000 uomini nelle scorte. Adesso le facciamo rispondere, Nevio. Se non ho capito male, scusi. Se non ho capito male, lei vive in Via Leopardi? Sì, e le dico che io ho comprato un appartamento nel periodo d'oro, adesso il mio appartamento vale meno della metà. Cioè, allora, io dico una cosa, è chiaro che la gente si sta esasperando, e poi volevo dire, mi secca anche dare il mio nome, perché siccome mi conoscono spacciatori vari, perché io li contrasto, ma ho ricevuto tante minacce, però cosa vuole che le dica? La gente non esce più, la gente non parla più, ma lei lo sa che in Via Leopardi nessun residente ha il coraggio di mostrare la faccia. Nessuno, sono terrorizzati da queste bande, sono 20 spacciatori, 20 drogati, possibile, comando carabinieri, finanza, esercito, chi più ne ha più, 20 di loro tengono in scacco una città, 20 persone, si parla di 20 persone. Adesso Poi volevo fare una piccola critica al vostro programma, sì, che da un lato va velocemente. benissimo, ma Sì. non fate parlare politici che dicono tutte le solite stupidate, fate parlare la gente. Ma vede che facciamo parlare anche lei, Perché io vedo le facce, una che sorride lì a 20.000 euro al mese, Vabbè, ma adesso non esageriamo, però, non esageriamo.
Ma basta con sta gente, mandateli a casa, che vadano a lavorare. Non esageriamo, non esageriamo. No, non esageriamo, ma che vada là anche quell'altra che ride lì, ma faccia allora, seria, Nevio, sto parlando seriamente. Nevio, noi capiamo il suo sfogo e capiamo la situazione che si vive lì, assolutamente, ed è una cosa seria da prendere. Quando parla lei, questa signora qua. No, adesso le faccio rispondere grazie. dalla capo, ma non credo nessuno qui si permette di ridere a quello che dice lei, assolutamente, capiamo benissimo la sua situazione, il dramma di quella zona della città, quando lei dice qui siamo tutti terrorizzati e la città è in balia di 20 persone, capiamo benissimo la situazione seria, nessuno si permetterebbe di ridere. Bisogna che la polizia possa intervenire pesantemente. Ok, perfetto. Pesantemente, intendo dire, devono spaccargli la testa. Va bene, ho capito il concetto. Grazie Nevio, adesso le faccio rispondere. Chi vuole partire? Io. Prego. Allora, innanzitutto volevo dirle che non ridevo delle sue considerazioni, ma mi ha fatto sorridere più che altro la considerazione sul nostro ruolo, e questa è una considerazione che dispiace, perché lavoriamo con il territorio e lavoriamo a fianco dei cittadini, ma voglio dare un particolare al signor Nevio. Io abito in via Romeo Battisti, quindi sono proprio in zona stazione e vivo le situazioni che lei ha rappresentato. Capisco quello che lei racconta, perché la sensazione di andare in giro e di non sentirsi sicuri è una sensazione che anche io avverto, in tutta onestà. Però questa sensazione la si combatte con la presenza delle forze dell'ordine, che devono fungere da deterrente, e le regole vanno rispettate e devono essere fatte rispettare. Quindi quando lei dice esistono troppe leggi ma non vengono fatte rispettare, le leggi devono essere applicate. Se c'è un'ordinanza che vieta il consumo di alcolici, quella ordinanza deve essere attuata. Poi sulla discutibilità dell'ordinanza possiamo parlarne e andare avanti per ore, però la presenza delle forze dell'ordine per me è una presenza importante, e dobbiamo auspicarci che sia sempre più appunto presente, siano sempre più anche dal punto di vista numerico presenti, e soltanto in questo modo si possono contrastare quei fenomeni cui assistiamo e che ci rendono insicuri, ecco. Allora, prima di far rispondere anche a Mazzolini su quello che diceva il signor Nevio, ci fermiamo per un piccolo break, sono in debito di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua, di nuovo insieme a Sveglia Friuli. Allora, so che c'è un'altra telefonata in diretta, poi Mazzolini le faccio rispondere a entrambe, così facciamo tutto insieme. Pronto? Con chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno, sono Letizia di Codroito. Prego. Senta, io sono stanca, sto seguendo la vostra trasmissione. Sì. La signora lì del 5 Stelle, che non so come, Capozzo, non so come... Sono stanca di sentire sempre solo che bevono. La droga, che cosa fa la droga? Gira tanto di quella droga che mai no, solo le l'abbiamo bevande. detto, signora, abbiamo detto questo, che la droga è sicuramente la principale causa di tutto ciò, l'abbiamo detto. Ma se vuole glielo faccio ribadire. Sì, me lo faccia ribadire. Ritengo che non sia l'unico problema, i problemi sono vari e vanno affrontati. Mi sentite? Perché vedo che non... No, vedo allora, l'immagine la sentiamo, Maria Rosaria, abbiamo qualche problema di immagine, però la sentiamo, può rispondere. Niente signora, io non ho trascurato e non trascuro il problema della droga, per me le due questioni vanno di pari passo e vanno affrontate seriamente attraverso la presenza delle forze dell'ordine, che devono debellare quello che è presente sul territorio, soprattutto dal punto di vista della droga, e attraverso formazione e prevenzione che deve essere fatta nelle nostre scuole, perché sono d'accordo di quello che lei dice adesso.
Ma perché continua sempre a dire che solo che bevono, solo che bevono? Ho un problema in famiglia, lo stesso con la droga, non mi venga a dire che sono solo che bevono, e c'è anche la droga. La ringrazio e buongiorno. Grazie a lei. Grazie per aver chiamato. Allora, la droga era un tema che avevamo assolutamente toccato dicendo che è il problema principale, no? Questo non ci torniamo, anche con l'intervento di Pigani che diceva alla fine, e sottolineato anche da Mazzolini, alla fine un ubriaco non può avere quella violenza, c'è dell'altro chiaramente. Stefano, non so se vuole anche lei fare un intervento conclusivo anche su quello che abbiamo sentito da casa. Un intervento conclusivo perché ho ascoltato con interesse i due interventi di quelli che hanno chiamato. La signora, io l'ho detto in maniera più soft perché cerco di usare le parole in maniera più attenta, perché ogni volta magari si strumentalizza quando magari io dico parlo, però il problema sono sicuramente le droghe e sicuramente non è l'alcol. Invito nuovamente a togliere questa repressione per non poter dare le bevande, lo sprizzapolo, il bicchiere di vino, la birra alle persone che frequentano i nostri locali, perché significa farli chiudere e significa licenziare il personale. Quindi chiedo al sindaco di intervenire in questa direzione qua. Poi sul problema del controllo delle forze dell'ordine, il signore che parlava prima parlava di una regione a noi vicina, di uno stato a noi vicino, ma potrei fare l'esempio dell'Austria, della Croazia e di tanti altri paesi dove un solo poliziotto interviene, però interviene usando anche le mani. E io all'inizio ho detto che la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine hanno le mani legate perché non possono intervenire, perché poi arrivano i video. E poi poverino questo, e poverino il delinquente. Invece di tutelare i nostri, le forze dell'ordine, rischiano, non io sicuramente, di tutelare con i video le persone che sono magari prese dalla polizia per far rispettare le regole. E poi dico ancora una cosa, perché così sono un po' più chiaro: quando uno decide di fare il ladro nella sua professione, e per me non è una professione ma significa delinquere, deve sapere, per me sarebbe così, che uno fa il ladro deve sapere che forse anche non tornerà a casa con le proprie gambe, perché deve dare la possibilità a chi vive nella propria casa di poter intervenire e difendersi. Però non è che possiamo chiedergli al ladro che entra in casa: è venuto a disturbarmi, è venuto a casa mia per fare qualcosa, bisogna intervenire e potersi difendere. Questo è un tema che l'ho detto all'inizio, e forse non me l'ho spiegato, e i nostri ragazzi hanno questo problema di dire ci difendiamo sì, chi difende noi dopo. Intendono lo Stato, che non ha la possibilità, soprattutto le forze dell'ordine, di muoversi liberamente come fanno per fortuna in altri stati. E io vivo proprio vicino ai due stati dove li frequento e vedo come intervengono anche le forze dell'ordine da sole. Un solo poliziotto da solo interviene, perché è da solo anche in macchina. Invece in Italia dobbiamo essere 3, 4, 5 per riuscire a difendere un minimo le regole del nostro paese. Non mi dilungo, chiudo. Spero che possa servire questa trasmissione così importante. Ti ringrazio anche per avermi invitato, al fine di dare gli input alla politica del comune di Udine, che poveri, devo dire la verità, si trovano in una situazione non facile da poter risolvere, ma bisogna trovare una strada diversa, non è quella della repressione di chi beve un bicchiere di vino, ma di tutelare chi vuole far festa tranquillamente e serenamente, e di colpire quelli che vogliono delinquere. Spesso quelli che delinquono sono forse nati in Italia o non sono italiani e vengono in questo territorio a creare povertà, insicurezza, terrore, e l'ho detto prima. Tante persone non escono più di casa, quindi il signore che aveva chiamato alla trasmissione, l'avevo detto prima, lo ripeto, tante persone non escono più di casa. Vi ringrazio ancora, perché forse è importante comunque dialogare, discutere, perché magari riusciamo a trarre quelle conclusioni, delle soluzioni che magari prima non si aveva magari pensato da determinate strade da percorrere. No, certo, Grazie. poi sicuramente anche, voglio dire, ascoltare la gente è qualcosa che ci aiuta a capire meglio, no? Come si sta vivendo la situazione. Ognuno ha i suoi colori, i suoi modi certo, di dire, no? assolutamente. Ma io credo che in questo momento la sicurezza deve avere un colore, ecco, non ci deve essere contrapposizione tra destra e sinistra, la sicurezza dei cittadini non passa da una forza all'altra, ma deve essere un impegno comune a trovare delle soluzioni, e secondo me in questo modo si affronta in maniera seria questo problema, ecco. Ecco, io ti interrompo e poi lasciamo spazio magari
alla televisione è difficile collaborare, discutere e parlare la stessa lingua sulla sicurezza, perché non c'è sicurezza se noi permettiamo di entrare in Italia a chiunque vuole, e soprattutto a coloro i quali non hanno titolo a venire in Italia. Noi stiamo creando povertà e insicurezza nelle nostre città e pian piano anche nei nostri paesi. Stai dicendo il luogo comune. No, non è discriminazione, in realtà bisogna garantire chi arriva in Italia un posto di lavoro, un'occupazione, come bisogna garantirla soprattutto agli italiani. Prima gli italiani e poi aiutiamo anche gli altri. Se non arriviamo a questo punto, e non arriveremo, mi sembra di capire, perché ogni giorno ne sentiamo nelle città, ogni giorno succede qualcosa, non solo Udine, ma in tutte le città italiane, e l'unica soluzione è intervenire dalla possibilità veramente di liberare quelle mani legate che hanno le forze dell'ordine. Posso farvi sentire l'ultima, poi vi lascio andare a lavorare? Sì. Buongiorno, Sì. con chi parliamo? Buongiorno, Ornella da Tordiscosa. Prego, Ornella. Allora io volevo fare appello attraverso questa televisione che hanno... Buongiorno, con chi parliamo? Allora, Buongiorno, deve abbassare la televisione, se no sentiamo lei e noi in contemporanea. Abbassi la televisione e parli tranquillamente al telefono. Che bisogna rispettare i cittadini e bisogna dire ai SERV, se no sentiamo lei e noi faccio appello attraverso questa televisione, grande televisione, di dire ai SERV, a questi medici, cominciando da Piazza, mi pare sia Piazza quello delle dipendenze, di esercitare questa prassi, che devono fare a meno di vendere gli alcolici, però bisogna mettere anche la sicurezza, perché la sicurezza è molto in contatto con i reparti delle dipendenze e con i reparti di certe sostanze, e quelli che sono con queste sostanze provocano molti disagi. Allora è inutile dire di non vendere quando uno beve fino alle 10 oppure fino alle 10 è già pieno. Allora faccio per dire, no? Deve essere il reparto a stabilire come deve essere, perché poi dipende tutto dal reparto. Io ho fatto appello attraverso questa televisione perché ho molto approfondito questi problemi. Grazie di nuovo, buona giornata. Mandi. Grazie, quindi in qualche modo, se ho capito bene, una maggiore cooperazione, diciamo, anche tra chi segue queste persone, però è anche vero che poi molte sono fuori dai circuiti dei CERT, quindi non è che possiamo, no, è molto complicato il problema, non è che tutti quelli che vanno al CERT poi ci sono anche quelli che non vanno al CERT e hanno una strada diversa e magari sono anche meno identificabili. Insomma è un problema molto complesso. Di sicuro la cooperazione fra tutti non guasta mai. Ecco, mi sento di dire questo senza entrare troppo nel merito. Va bene, io vi ringrazio di essere stati con noi. Ci sarebbero un sacco di temi che mi ero preparata. C'è un altro, diciamo così, c'è ancora fermento sulla diga sul tagliamento, cara Capozzi, a Spilimbergo, dove il Consiglio Comunale non ha aperto alle richieste avanzate dal Comitato. Andiamo qui sulle pagine, ecco qui per esempio, del Gazzettino. Questo era un tema. L'altro tema è la Cisinta Monfalcone, con un pronunciamento in qualche modo contrario a quelli arrivati finora. Datemi un tema e lo facciamo in 2 minuti. Quale volete? Il tagliamento? Va bene, Capozzi? Io voglio il Cisinti. Allora uno il tagliamento e l'altro la Cisinta, va bene? Esatto. Qual era il tema sulla Cisinta che non ho seguito? Cosa diceva di bello? Allora, adesso vi faccio, c'è un pronunciamento partiamo dal tagliamento, intanto cerco l'articolo, con i comitati Capozzi che continuano ovviamente a mettere pressione. Ecco, se mi vuole dare il suo punto di vista su questo e poi andiamo al tema Cisinta e vi leggo l'articolo. Molto volentieri. I comitati innanzitutto sono cittadini, quindi non sono un'entità astratta, sono cittadini che non vogliono e contrastano un'opera sul loro territorio. Ho avuto modo di affrontare questo problema in Consiglio, dove è stata bocciata la mozione con cui chiedevo il ritiro della delibera contestata, perché la delibera numero 530 dell'11 aprile prevede l'avvio della
progettazione di una traversa laminante con paratoie piane e luci mobili. Si tratta di una delibera contraddittoria, del motivo per cui ci siamo attivati perché venisse ritirata, perché dopo qualche settimana gli stessi assessori Scoccimarro e Ammirante sono usciti con una nota dicendo che loro sarebbero aperti anche ad altre possibilità, e questo in contraddizione rispetto a quanto approvato in maniera evidente nella delibera che parla di traversa laminante adiacente al ponte di Dignano, per poi uscire il 1° giugno con la presentazione di un rendering del progetto, dove invece vi è un progetto totalmente diverso, ovvero un ponte traverse, quindi qualcosa di diverso rispetto alla traversa laminante adiacente al ponte di Dignano. Altra cosa che abbiamo avuto modo di sollevare è che il progetto, che inizialmente doveva costare 40.000 euro, non si sa perché, adesso presenti un costo di 200 milioni, perdonatemi, 40 milioni, adesso presenta un costo di 200 milioni. E altro dettaglio, è stato preso il progetto che è stato bocciato dallo stesso laboratorio del tagliamento, che è costituito dai tecnici della regione, i quali ritenevano che questo progetto avrebbe determinato un eccessivo sbarramento del fiume, esprimevano dubbi sul funzionamento delle paratoie mobili e avrebbe determinato anche una possibile, esprimevano delle possibili perplessità sull'evoluzione morfologica del fiume stesso. Quindi, per farla breve, per tutte queste considerazioni ci pare coerente che la Giunta ritiri la delibera. Di questo ne siamo convinti, continueremo in questa strada perché il tagliamento è uno dei fiumi in Europa ad essere privo di barriere, ed è inaccettabile che si voglia intervenire con una colata di cemento così invasiva. Perfetto. Mazzolini, voleva dire qualcosa su questo? Beh, velocemente, il fiume Tagliamento è un fiume importantissimo, bellissimo, però a volte crea grossi problemi. Non dimentichiamo gli anni addietro, quando allagò anche alla fine del fiume, proprio nella zona di Latisana. Quindi una soluzione sicuramente va trovata. Il fatto che prima sia stata detta una cosa, poi abbiamo cercato hanno cercato anche di fare determinate scelte, vuol dire che all'interno di questa giunta regionale, di questo consiglio regionale, dove rappresento anch'io la maggioranza, si discute, si parla e stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. E allora una soluzione va sicuramente trovata, una strada da percorrere va sicuramente trovata. Noi in quella soluzione non accontenteremo tutti, ma accontenteremo tanti, perché potrei fare altri esempi. Sul Monte Lussari si parlava della strada, aveva fatto il Giro d'Italia, volevano chiudere la strada del Monte Lussari per chi andava in bicicletta. Il buon senso è prevalso, il paese vuole la strada, vuole il turismo, l'abbiamo fatto. Non abbiamo accontentato tutti, ma tanti. E così il tagliamento bisogna intervenire, perché ogni anno è sempre più pericoloso. Io non voglio che il fiume vada a finire nelle case e nei paesi e metta a rischio la vita delle persone, e su questo certamente bipartisan, perché la soluzione è quella, bisogna trovare la soluzione migliore per rispondere in maniera migliore. Poi sul problema Cisin, Falcone, credo bisogna essere aperti ad altre soluzioni, per cui una delibera di giunta non ha ragioni di esistere in questo momento. Sì, però va anche detto che voi avete però il problema, caro collega, che voi avete solo la vostra soluzione e non ascoltate tutte le possibilità, le idee portate avanti. Dibattito pubblico, quindi interessare i cittadini. Però il problema è che voi avete sempre sempre la stessa linea, purtroppo, sempre contraria a qualunque cosa. Questo non va bene. In consiglio regionale, quando votate sistematicamente contro qualunque proposta che noi facciamo, qualunque cosa noi facciamo, è difficile collaborare. Comunque, la sicurezza è sicuramente anche un aspetto che per noi è importantissimo, ma la si può percorrere anche rispettando il nostro territorio e non intervenendo in maniera così. Noi siamo per rispetto del territorio, per la tutela e la dimostrazione di come oggi l'ambiente, proprio ieri ero alle foce del fiume Stella, tutta quella bellissima zona, la stiamo tutelando, la continuiamo a far crescere, a conoscere, perché è bellissima, e certamente questo è un esempio, ed è l'interesse della regione far crescere e conoscere il nostro territorio per le proprie bellezze che
ha, però dobbiamo pensare anche alla sicurezza del nostro Ma io voglio territorio e far delle nostre presente al collega persone. Mazzolini che anche l'amministrazione di Spilimbergo non era proprio favorevole a questa possibilità, lo ha dichiarato anche pubblicamente e parliamo di una forza politica vicina a lei. Quindi, però questo significa che c'è un dialogo importante all'interno di questa Ma se ci maggioranza fosse stato che un è dialogo, la capace ad delibera veniva ascoltare. ritirata. Perdoni, insisto su questo aspetto perché la delibera avvia una progettazione e avvia la progettazione di un progetto che è ben È un determinato progetto e preliminare di definito. massima, quando arriveremo alla fine ne parleremo, adesso tanto iniziamo a discutere almeno su un progetto che è importante. Va bene, ce li avete 3 minuti per la CISINT? Grazie. Il TAR dà ragione al centro islamico, la CISINT ricorre al Consiglio di Stato. Abbiamo il servizio e poi mi dite in 30 secondi quello che ne pensate, che devo andare in pubblicità. Servizio. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darussalam e Baitus Salat, presentati contro 2 ordinanze del comune di Monfalcone. Lo annuncia il legale rappresentante dei ricorrenti, Vincenzo Latorracca. I centri si erano rivolti alla giustizia amministrativa contro 2 provvedimenti emanati dalla sindaca Anna Maria Cisint, relativi a 2 diversi immobili utilizzati dai centri culturali per la preghiera, ma aventi invece diverse destinazioni d'uso che il comune ordinava di ripristinare. Secondo il TAR, il comune non ha adeguatamente dimostrato che il mutamento d'uso costituisca variazione essenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si è erroneamente ritenuto che il mutamento della destinazione d'uso non fosse consentito per la zona dagli strumenti urbanistici comunali. Non si è adeguatamente dimostrato che il mutamento di destinazione d'uso comportasse modifiche degli standard. Per il TAR, si legge in una delle 2 sentenze, l'interpretazione comunale non solo non si fonda su alcuna esplicita previsione delle norme di piano, ma è con esse in contrasto nella misura in cui nelle zone residenziali sono espressamente ammessi i servizi e le attrezzature collettive. Non solo, una interpretazione siffatta che consentisse con carattere assoluto la creazione di spazi destinati al culto esclusivamente in determinate zone predeterminate dalla pianificazione, vietandolo in altre, potrebbe non risultare compatibile col quadro costituzionale. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha subito fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato. Le sentenze si rispettano, però si possono non condividere, si possono commentare. Credo che questa sia una sentenza sbagliata. L'impatto urbanistico che genera la presenza di così tanti musulmani all'interno di locali che non sono destinati a luoghi di culto è davvero evidente a tutti quelli che abitano e anche negli atti che ho potuto verificare. E tant'è vero che proprio per questa ragione noi abbiamo ovviamente già deciso che nei prossimi giorni provvederemo all'impugnazione di questa sentenza. Del resto non è la prima volta che perdiamo al TAR e vinciamo dopo davanti al giudice amministrativo definitivo. Provvederemo proprio ad impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato. Strano che il TAR abbia deciso in questo senso. Proprio l'altro giorno è uscita sullo stesso tema, stessa questione urbanistica di utilizzo di immobili commerciali, una sentenza di segno diametralmente opposto a Venezia. Ecco, questo fa pensare che talvolta i giudici prendano degli abbagli. In questo caso noi riteniamo che sia così e ci dispiace molto. Vi do 30 secondi a testa, giuro, poi vi lascio andare. Allora io sarò molto veloce, non ho letto la sentenza e quindi faccio una parentesi velocissima. Se uno vive in un appartamento e vuole che quell'appartamento diventi moschea o che quell'appartamento diventi discoteca, non può farlo perché ci sono delle norme urbanistiche chiare. Quindi se un negozio di abbigliamento, un negozio sarà un negozio e non sarà certamente una chiesa cristiana o una moschea musulmana. Quindi se non ci sono le regole, non vengono rispettate le regole, è giusto che il sindaco continui a difendere gli interessi dei cittadini, ma soprattutto delle regole e delle leggi italiane. Grazie. Capozzi? Per me si è fatto giustizia con questa sentenza. Ecco perché non possiamo andare d'accordo su nulla, proprio su nulla andiamo d'accordo. Ma è perché io credo nel diritto e il diritto ma non l'abbiamo neanche letto il vede diritto, delle regole precise che vanno rispettate, che non possono essere ideologiche, perché trovo inaccettabile parlare di impatto urbanistico dato dalla presenza dei musulmani. La sindaca Cisint continua ancora a fare campagna elettorale acuendo le distanze tra musulmani e cittadini italiani, e questo per me va contro l'integrazione, va contro ogni forma di tolleranza.
l'integrazione se le donne di questi ragazzi musulmani non sanno neanche parlare l'italiano e non rispettano le nostre regole? L'integrazione c'è quando tutti parleranno almeno l'italiano, non le nostre regole, ma almeno l'italiano. E gli uomini, le donne stanno dietro gli uomini a Monfalcone quando parlano. Difendiamo gli interessi di queste ragazze. Le donne stanno dietro gli uomini quando camminano, non sanno parlare l'italiano. Ma che integrazione pretendiamo? Non è possibile integrare. Ma per me la questa non è integrazione, fermo restando che la sentenza non la conosco, non l'ho letta, rimane il fatto che il rispetto delle regole è fondamentale, in un appartamento non può diventare moschea o chiesa cristiana. Se diventa una chiesa o una moschea bisogna fare regole, tutto l'iter quei centri possono operare proprio per il rispetto di quelle regole, e ce lo dice una sentenza del TAR. Probabilmente ci confermerà anche il Consiglio di Stato, visto che l'intenzione della CISINT è andare al Consiglio di Stato, e quindi aspetteremo anche questo ulteriore grado di giudizio. Perfetto, vi ringrazio, grazie per essere stati con noi. Buona tutti. giornata Stefano Mazzolini, buona giornata Maria Rosaria Cappozzi, grazie. Per l'invito. Grazie a voi.